aggiungo tre dettagli importanti. Allora, prima si parlava di che cosa fare dopo il 22. Allora, come Indipendenza Noi Veneto abbiamo aderito alla Confederazione di Grande Nord. Grande Nord non sta facendo dei comitati del 22 ottobre, ma stiamo preparando i comitati del 23 ottobre con proposte già messe in atto. Abbiamo provato a portare le nostre proposte anche in Consiglio regionale, ma evidentemente, dato che non sono proposte arrivate direttamente dagli scranni della maggioranza, non vengono accettate, come le poste venete, come il Tribunale Veneto, tutte quante proposte serie fatte per uno sviluppo post 23 post 22 ottobre. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, mi riallaccio a quello che si diceva a livello di economia. È impossibile che ci sia l'autonomia, perché se noi prendiamo il residuo fiscale del Veneto e il residuo fiscale della Lombardia, li mettiamo assieme, fanno circa 100 miliardi di euro più, euro meno, posso sbagliare. Se questi 100 miliardi non sono nel magazzino del foraggio italiano, l'Italia va in default il giorno stesso. Quindi non si può tecnicamente portarlo. Quindi la cura deve essere drastica. Che tipo di cura? Ci devono essere delle soluzioni completamente fuori dagli schemi ordinari della politica ordinaria che c'è. Qua. Allora, noi non siamo pronti per poter avere un Veneto indipendente ed è una cosa verissima. Perché no, purtroppo mi trovo molto spesso d'accordo con lui. Ma dai. Sì, allora, noi non siamo come indipendentisti in grado oggi di portare le masse in piazza, che servono e servono veramente. Non siamo in grado di farlo perché? Perché non riusciamo ancora a far passare il messaggio e non siamo ancora stati in grado di formulare delle proposte serie di costruttività post eventuale indipendenza, e questo è un dato di fatto. Il passaggio dell'autonomia noi lo riteniamo semplicemente un passaggio propedeutico a svegliare le masse. Questo sì è quello che noi riteniamo sia il valore di questo referendum. Facciamo finta che te lo mette in metafora, dobbiamo andare da qua a Parigi. Se qualcuno mi dà un passaggio fino a Torino, io lo prendo. Se il passaggio è fare un referendum sondaggio, a me va bene, perché il giorno dopo il sondaggio, quando la gente vedrà che Zaia, anche se va a Roma, gli dicono ciccio, tu, ok? Speriamo che si cazzino, è la volta buona. Cioè, se oggi io dico voglio l'autonomia, ho avuto l'80% di sì di questo referendum e mi dicono no, niente, ti attacchi al tram, e viva Dio, ci sarà la volta buona per la gente scende in piazza, e si incazza, vai. Ma in piazza cosa succede? Intanto andiamo, ci ricordati che quando c'era il governo Berlusconi e i sindacati portavano magari quel panino pagato e gli autobus pagati, la gente in piazza, il governo si è fermato più di una volta. Allora avete